Inaugurato oggi a Palma di Montechiaro l'Antiquarium Giacomo Caputo, voluto fortemente dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Castellino, che ha aperto il convegno prima del taglio del nastro. L'Antiquarium è stato possibile grazie all'ottimo operato della Sovrintendenza ai Beni Culturali di Agrigento, guidato dal sovrintendente Vincenzo Rinaldi. All'inaugurazione sono intervenuti l'autorità civile e militari, il procuratore di Agrigento Giovanni Di Leo. Molti dei reperti esposti sono stati recuperati dai carabinieri dopo essere stati trafugati. Presente pure la parlamentare nazionale di Fratelli d'Italia Elidiana Longi, oltre agli assessori comunali, il vice sindaco Maria Antonietta Lovasco, Massimo Amato e Stefano Petrucci. Il sindaco Stefano Castellino, nel corso dei lavori, ha anticipato che in prossimità dell'estate, nel giro di 5-6 mesi, l'Antiquarium sarà trasformato in museo civico con il benestare dell'assessorato regionale ai beni culturali. Nel corso della mattinata protagonisti sono stati anche i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Tomasi di Lampedusa di Palma di Montechiaro, diretto da Floriana Racalbuto, che hanno realizzato il volume La tutela del patrimonio culturale, spiegato proprio dagli studenti con l'ausilio delle insegnanti e sotto la guida della dirigente della Sovrintendenza ai Beni Culturali, Domenica Gullì. Oggi, 10 gennaio 2025, è davvero una grande emozione. Abbiamo inaugurato l'Antiquarium dedicato a Giacomo Caputo, dove si coniuga cultura e legalità. I beni che sono esposti e sono custoditi all'interno dell'Antiquarium sono beni che alcuni di loro erano stati trafugati e poi, grazie all'azione dei carabinieri del reparto speciale, sono stati restituiti alla fruizione di tutti i nostri concittadini e di tutti coloro che vorranno visitarlo. Ringrazio la presenza di tutte le forze dell'ordine, carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, capitaneria di porto, la presenza del nostro signor procuratore dottor Di Leo. Ringrazio l'assessore regionale Scarpinato qui presente con un suo delegato, l'onorevole Longi. Davvero il governo nazionale e il governo regionale, Palma oggi ha dato un ulteriore passo in avanti verso quel rinascimento che tutti insieme stiamo costruendo. Ancora il percorso lungo, ma il cammino è quello giusto e quello intrapreso. Domani compirò 46 anni, di cui quasi 7-8 al servizio di queste città. Regalo più grande non poteva esserci come quello che ho ricevuto oggi. Da qui a qualche mese sposteremo la biblioteca nella nuova piazza Matteotti, nel centro era l'ex Casa del Fascio, e avremo ulteriori sale a disposizione che, grazie alla collaborazione, e ringrazio di cuore il sovrintendente Rinaldi, la dottoressa Colli e tutto il loro staff, avremo finalmente il primo museo della città di Palma di Montechiaro, che sarà il museo civico Giacomo Caputo. Tra l'altro in un anno dove c'è Agrigento Capitale della Cultura. Ci piace pensare che questo sia un primo passo all'interno del programma di Agrigento Capitale della Cultura, perché, come dice il collega e amico Franco Miciche, Agrigento è capitale della cultura, ma in realtà lo è tutta la provincia, e lui ha voluto condividere questo grande onore. Palma, nel suo piccolo, farà quello che ritiene possa aiutare Agrigento in questo cammino. Noi daremo il nostro contributo, siamo felici di essere presenti, e oggi una pagina di cultura, un'ulteriore pagina di cultura qui a Palma di Montechiaro è stata scritta.